E bentornati finalmente. Oh, a sto giro sto facendo video su video, eh. Non è che potete dire che non faccio più video, quindi occhio a quello che scrivete, a quello che dite. Allora, ragazzi, oggi è sabato, devo preparare il solito impasto per l'experience. Come sapete, in pratica c'è un corso, tengo un corso di pizza fatta in casa ed è prenotabile attraverso Airbnb. Vivo a Dublino e il corso è per coloro che ovviamente visitano Dublino, che ci vivono. Peppe carissimo, ciao e bentornato. Scusa se non ti ho ancora risposto, il messaggio era molto lungo e ci vuole tempo per elaborare il motivo. E niente, stavo dicendo quindi devo preparare questo impasto per i miei tre ospiti che verranno oggi, cioè domani, scusatemi. Ma attenzione, attenzione, grande novità a Dublino, fa un caldo mai visto e sentito. Cioè, vi dico soltanto che in casa, qui in cucina, ci sono ben 27 gradi, quindi adesso devo fare un impasto come se fossi in Italia praticamente, con 27 gradi di temperatura ambiente, acqua che esce dal rubinetto a 24 gradi, che è una roba proprio mai vista a Dublino, e fa tanto caldo, cioè il sole picchia anche se c'è il venticello freddo, però vedete sono abbronzatissimo perché in realtà basta stare un po' fuori e si diventa praticamente di sto colore, tipo maglietta. Allora ragazzi, banda alle ciance e cominciamo. Allora, l'impasto che vorrei fare... Ciao The Player! Se cosa mi fa rabbia, non ho aperto pizzeria 7,50 una pizza. Ragazzi, però il problema è, cioè mi auguro che in quei 7,50 ci siano tutti i costi e le persone messe a posto, e credo che sia così, voglio dire, non vedo alternative. Il punto è perché una pizza costa poco? C'è bisogno anche interrogarsi su sta cosa, però ne parliamo, ne parliamo. Allora, vi dicevo, è un impasto mi prendo sempre appunti, per 6 pizze, ok, da 220 grammi. Ciao, ciao Franci, per metodo combo, perché in realtà è questo quello che insegno. Quindi utilizzerò 775 grammi di farina, 519 grammi di acqua, 26 grammi di sale, 23 grammi di lievito madre e 12 grammi di olio. Ma attenzione, la lievitazione sarà di circa 22 ore. Mi devo sbrigare perché in realtà sto iniziando tardi e domani mangeremo la pizza a partire dalle 5 e mezza, 6 del pomeriggio, quindi non sono le solite 24 ore. Dato il caldo, ho deciso di non mettere zucchero, quindi a sto giro niente zucchero perché secondo me succede un casino. Vabbè, allora, mettiamo l'acqua, mettiamo anche l'olio. L'olio sta qua in realtà. Allora, vorrei fare 67% di idratazione, ma precisa, cioè tra acqua e olio arriviamo al 67%, non voglio metterne di più. Quindi, più o meno un 12 grammi di olio. Ciao Christian, anche a te buon weekend. Cioè, oddio, oggi mi è successo di tutto, però mamma mia, mamma mia che mi è successo oggi, ragazzi. 519 grammi di acqua, cioè in totale deve essere 519 grammi. Ok, ma infatti ragazzi, vi giuro, spero che questa giornata finisca il più presto possibile perché oggi ne ho viste di tutti i colori. Peppe, faccio 6 panetti. Ciao Sandro, faccio 6 panetti. Allora, pesiamo la farina. Allora, dato che sono soltanto 22 ore, secondo me questa qui da sola potrebbe pure andare perché sono 12,1 grammi di proteine. Però, dato il caldo eccezionale di Dublino, direi, esatto, da 2,60. No, no, i panetti no, da 2,20, no, sono per il metodo combo, non lo faccio più piccoli. Praticamente voglio comunque rinforzarla un po', la farina, quindi su 775 diciamo che metto 150 grammi eh, di farina più forte, tipo non Caputo rossa ma simile. Ok. E no, non ha senso perché in realtà ho cambiato il padellino. Biga. No, è una cosa che mi manca sinceramente, tutti me lo stanno chiedendo.
biga di qua, biga di là, però non l'ho ancora fatta perché in realtà sono affezionato al mio piccolo lievitino che sta qua, che ormai cresco dal lontano 2015. Vediamo se ci sono 150 grammi. 100 grammi, lo sapevo. Allora, prendo l'altra farina. Aspettate, vediamo se ho magari un caputo. Sì, dai. Mettiamo anche un po' di caputo rossa. Ok, mi sento il piccolo chimico. Ok, ma facciamo 100 e 100, dai. Normalmente faccio sempre il 30%, per il 30% di 7,75, che dire, sono 200 grammi, quindi direi di non esagerare. 4, 5, 6, 4, 5, proprio, yeah. Mettiamo questo. Tanto per come sta andando oggi la giornata. Allora, arriviamo a 7,75. 12 pizze. Franci sta dicendo che hanno appena spazzolato ben 12 pizze metodo combo. Vabbè, ma io so chi l'ha mangiata. So chi è l'artefice. Ok, perfetto. 7,75. Alright. Ok, ragazzi. Direi di pesare il lievito. 23 grammi. Wow. Davvero poco, eh? Fa troppo caldo. Ma sapete che fregatura se domani non fa questo caldo? Perché ho fatto il calcolo del lievito su 27 gradi dentro. Quindi è un po' pericoloso. Stasera siete in 5, 12 pizze. Ragazzi, era veramente una caccola di lievito, un cucchiaino, 23 grammi. Porca miseria. Ma ne metto giusto un altro po', va. Ma proprio. Basta, basta. Ne ho messi 7 grammi in più. No, perché sennò poi dopo cresce troppo, lievita troppo e diventa poi ingestibile. Allora, spostiamo la bilancia che non ci serve più, o meglio, ci serve dopo per pesare il sale, 24 gradi. Ok. Ok ragazzi, Houston, abbiamo un problema. Mi sa che devo farla a mano perché come video, la farina è uno molto digeribile. Sì, ragazzi, ho fatto una sciocchezza. Ho preso il mixer, ma in realtà mi sa che devo farla a mano perché ho in corrente la luce e il cellulare. A meno che non metta questo di là. Volete impasto a mano o impasto nel Kenwood? Dai, lascio a voi la scelta. Forza, forza ragazzi, fatemi sapere. Impasto a mano o nel Kenwood? A mano, Peppe. Peppe, Peppe. Dai, un altro paio di voti. A mano, the player. A mano, va boia. Malandrini. Aspettate che lo levo. Ci sono, eh. Semplicemente mi sto spostando. Ecco qua. Allora, facciamo questo. Ma... Ma vi racconto che è successo. Allora, aspettate che metto questo più qua, anche se in realtà sarà difficile per voi vedere tutto il procedimento. Comunque, adesso sto sciogliendo il lievito, guardate, guardate. Ok? E nel frattempo vi racconto che cosa è successo. Mannaggia. Ok, in pratica... Ok. Sto correndo, sono un paio di mesi e quest'oggi dovevo correre 12 km. Allora mi sono preparato e come al solito ho messo la mia fascia, quella dove si mette il cellulare.
Bol trasparente. Non ne trovo qua di quelli trasparenti. Comunque, ad ogni modo, quindi ho deciso di portare con me la carta, il bancomat e l'abbonamento perché ho detto, boh, devo fare 12 km e boh, magari vado troppo oltre, mi stanco e torno poi col pullman, così. Da premettere che è un abbonamento annuale. Comunque, ragazzi, ho fatto la mia corsa, a un certo punto mi sono fermato. No, il telefono ce l'ho ancora. E che poi perché sono andato a correre su un'isola, bellissima. E allora aggiungo un paio di cucchiai di farina per far sì che non ci siano grumi. Ricordate il trucco, un paio di cucchiaini all'inizio, ok? Si mescola e poi fino a quando i grumi vengono assorbiti, così poi quando cominciamo ad aggiungere il resto della farina non si formeranno più grumi. Allora, vi stavo dicendo, mi sono fermato per fare delle fotografie, ero troppo attratto dalla bellezza e non mi sono accorto perché le carte stavano dietro. Evidentemente, quando ho tirato fuori il cellulare, mi sono cadute le due carte a terra e non me ne sono accorto. Quindi poi ho proseguito, sono fatto altri 3 km sulla via di casa e quando poi a un certo punto, non so perché, mi è venuto in mente sto fatto delle carte e dove sono e dove non sono, tolgo il cellulare e non c'erano più. Quindi sono tornato indietro correndo come un pazzo. Secondo me ho superato ogni record di corsa. E... Le foto di cosa, Peppe? Vuol dire, le foto mie che piango dopo che ho perso il bancomat e l'abbonamento annuale? No, ti prego. Quindi ho fatto una corsa, sono ritornato sul luogo del delitto, sulla spiaggia, una figurata che dovevo trovare. E ho chiesto ai bagnini, polizia, c'era anche una gara, ma nessuno ha trovato niente. Quindi sono riuscito a bloccare il bancomat e quindi starò una settimana senza il bancomat, ma va bene. Il problema è la tessera del pullman, del treno, che invece... Ah, no. Ecco qua. Eh, praticamente adesso aggiungo il resto della farina e ne devo aggiungere metà. Vi ricordate? Metà per far sì che la farina, cioè che l'impasto diventi, scusate, metto la mano davanti alla telecamera, che diventi cremoso. E niente ragazzi, quindi in pratica la carta bloccata, ma purtroppo non si può bloccare quella del pullman. E non vi dico la cifra che c'è dentro perché è una cifra blu, perché qua i trasporti costano tantissimo, però diciamo che è più di uno stipendio alto in Italia, per capirci. È venuto un attacco di cuore proprio. Ciao Luigi. E quindi, cari amici, sono tornato Moggio Moggio perché non si può bloccare o richiedere una seconda carta senza aver prima registrato la carta sul sito. Io non l'ho mai fatto, quindi mea culpa. Ma onestamente me ne sono dimenticato a febbraio e quindi adesso bisogna capire se si riesce a risalire, se no ragazzi praticamente sto pagando a rate i trasporti pubblici fino a febbraio praticamente, dovendo poi pagare anche i biglietti. Mi viene da piangere. Comunque, però poi ho detto vabbè dai, c'è di peggio. In effetti c'è di peggio. Poi sono tornato a casa e per sbaglio ho lavato le mie cuffiette in lavatrice. Adesso diciamo che il microfono non è più performante, però l'audio sembra buono. Insomma, mi sono detto, ma sai che c'è di nuovo? Visto che oggi è andata così e che fa caldo, me ne sono andato proprio sulla spiaggia, perché è una cosa rarissima, ragazzi, dovete sapere, perché la temperatura qui, come vi dicevo prima, è sul fresco andante, specie perché stando sull'oceano c'è sempre tanto vento. Quindi anche quando c'è il sole che è caldo, in realtà fa abbastanza freddo perché c'è molto vento. Invece oggi, ragazzi, sulla carta 21 gradi, ma ce n'erano di più. Mi sono ustionato, ho fatto il bagno e insomma, e almeno abbiamo salvato la giornata. E poi ho detto, ma sai che c'è di nuovo? Va, facciamo anche una bella diretta con i miei amici pizzaiuoli. A proposito, c'è qualcuno che è stato a Napoli al Pizza Fest? Ma sì, va, Cristian, non è successo niente, recuperiamo tutto, dai. E domani facciamo delle pizze buonissime. Qualcuno è stato al Pizza Fest di voi?
Qualcuno ha visto le creazioni del Pizza Fest? Ho visto delle foto, tipo la pizza barca, la pizza Monna Lisa. Comprarti una cartolina con il mare. La pizza Monna Lisa, poi che ho visto più, la pizza... Una pizza che sembrava avere delle sfoglie dorate sopra, non lo so. Una cosa favolosa. La pizza quale? Ciao Salvatore, quale pizza? Ok ragazzi, adesso siamo arrivati al punto in cui ho aggiunto, non so se riuscite a vedere, metà della farina e sto mescolando energicamente, ok? In questo momento stiamo facendo in modo che il nostro amico glutine incominci a formarsi. Sarei stato curioso di vedere queste creazioni. Ah, poi vabbè, settimana scorsa gli amici che sono venuti a pranzo hanno scelto pizze normalissime delle mie 12. Hanno scelto la pescatora, quindi con frutti di mare, insomma, classiche. Sì, è meglio l'impastatrice. Ok, allora abbiamo detto facciamolo energicamente. Io nel frattempo prendo il sale, mentre sto impastando sempre con molta energia. Ahimè, ho lasciato la bilancia di qua. Sì, l'ho scongelata al microonde, però c'ho proprio un programma sul microonde che ti permette di scongelare tipo in 6-8 minuti o di più, dipende poi dal peso di quello che vai a scongelare. E in effetti, diciamo, non è male come risultato. Ovviamente parliamo sempre di prodotti congelati. L'olio di soia, ragazzi, in effetti la pizza era non morbida, di più. Si scioglieva in bocca, infatti sembrava cruda. Sapete, era morbida come quando è cruda, è buona, dici però è cruda. Ecco, era così. Allora, adesso vi spiego. Ok, 24 grammi. Secondo me l'esperimento è riuscito perché l'olio, chissà, l'olio di soia magari non la rende croccante, ma la rende morbida. Adesso il mio problema sarà trovare l'olio di soia. Ragazzi, se avete a disposizione l'olio di soia, secondo me va provato. Non aggiunge sapore, ma aggiunge una consistenza diversa. Diventa morbida e secondo me è come quando nell'impasto mettono la sugna. Ecco, la sugna però rilascia un po' di sapore. Invece nel caso della soia, invece, il sapore rimane praticamente intatto. Ok, allora aggiungiamo il sale. Ecco qua. Vedete? Ma guarda, io già metto normalmente per esempio olio d'oliva e girasole, però è l'olio di girasole che secondo me rende le cose un po' più croccanti. Invece secondo me vale la pena provare soltanto soia, tanto stiamo parlando di 14 grammi su un chilo di farina, cioè praticamente il nulla, quindi si può provare. Se ce l'avete provatelo, ve lo consiglio. C'è qualcuno di voi che mi ha spedito foto su Instagram della pizza dolce, che non ho ancora fatto la ricetta, ma in realtà là ho bisogno della pasticcera che mi prepara la crema pasticcera e tutta la coreografia delle fragole, perché la ricetta è un conto, però vorrei farvela vedere anche finita, perché sennò altrimenti non ha senso vedere soltanto l'impasto. Ok, bolle ce ne sono. Pizza Village, pizza col baccalà. Pizza... Ah. Vabbè che però in realtà il baccalà si può usare come si usa il salmone.
Ehm, In realtà, ragazzi, io mi ricordo che avevo mangiato in un ristorante, perché da Michele lo consiglia con condimento della pizza invece l'olio d'oliva. Sì, lo so. Allora, ragazzi, come condimento in realtà, secondo me non aggiunge quella- quel pizzico di sapore che c'è in un olio d'oliva buono, un olio ovviamente extravergine d'oliva. Quindi l'olio di soia di per sé ha un sapore particolare, perché io per esempio lo mangio spesso a crudo. E diciamo che è strano come olio. Non so sulla pizza se rende, però è da provare, va. Però non lo voglio usare troppo perché è soltanto una bottiglia e qua non lo vendono. Allora, pizza col baccalà. Pizza col baccalà in realtà, io per esempio ho mangiato un ristorante, non ricordo il nome, però era un ristorante diciamo quotato, forse a Portici, una pizza, perdonatemi, una pasta fatta col baccalà, ma il baccalà però cotto come se fosse stato salmone. Quindi, ragazzi, era veramente buono, buono, buono. Che noi pensiamo al baccalà come quella roba puzzolente, ma non è sempre così. E poi secondo me sulla pizza può andare bene tutto, purché faccia parte della cultura del posto. Quindi, che dire, l'ananas e il pollo magari no a Napoli. In Irlanda va fortissimo. E... Che vi devo dire? A Napoli va andare bene il baccalà, ma magari qua no. Ragazzi, stanno aprendo un sacco di pizzerie qui a Dublino. È pazzesco. Tra pizzerie e furgoncini che fanno la pizza in giro. Oggi ne ho incontrato un altro eh, che fa anche feste. È pazzesca la moda della pizza napoletana. E c'è una pizzeria che ha aperto da qualche mese che si vanta di essere l'unica vera pizzeria napoletana perché hanno, e magari Franci, perché hanno un forno napoletano. Perché secondo loro è il forno che fa la pizza. E quindi loro si vantano proprio come comunicato marketing. Non mi dire che forno. Allora, come dicevo, come comunicato stampa, ecco, dal punto di vista del marketing, se la sono giocata così. Quindi pizza napoletana, anche se i proprietari non sono napoletani, ed è napoletana in quanto il forno è napoletano. Invece, sì, i furgoni la usano in generale. Non ho mai visto il rock box, ho visto sempre forni costruiti. Franci, volentieri. Sempre forni costruiti, quindi in muratura, mattoni e poi ricoperti con la malta. Questi sono i forni, per esempio i miei amici che hanno la pizzeria e che fanno anche pizza mobile, hanno due forni così. Il forno è napoletano. Eh, ma in realtà fanno forni ottimi pure in Emilia Romagna, in Toscana. Voglio dire, Pizza Party per esempio è toscano. Vogliamo dire che è un forno brutto, è una bomba quel forno. L'ho usato con i miei amici, ragazzi, è pazzesco. Pizza con antico lievito madre. E pure quello, per esempio, è una caratteristica. Poi alla fine, ragazzi, basta che sia buona e che sia digeribile e che abbia degli ingredienti buoni. Poi, napoletano no. Ragazzi, sarebbe bello aprire una pizzeria, solo che però lavorare nella ristorazione è difficile. Ciao Bruna77. È difficile lavorare nella ristorazione, nel senso che non è il forno e l'impasto il problema, certo Salvatore, ovvio, come al solito. Lavorare, non so chi di voi ha esperienza nell'ambito della ristorazione, ma è davvero non un inferno, però quando gli altri festeggiano tu lavori, quando gli altri sono in ferie tu lavori, finisci tardissimo, insomma ti dimentichi di avere una famiglia, poi certo le cose possono andare bene e quindi poi metti altre persone a lavorare, però secondo me non è, come la vedo, non è mai l'ideale
demandare, a meno che poi, ecco, non hai la fortuna di aprirti una catena, e allora vabbè, parliamo di altri livelli. Però diciamo questa è la cosa che sinceramente mi blocca, a parte i soldi ovviamente, perché per aprirti un locale, che sia in Italia, che sia in Irlanda, che sia in Inghilterra, non è una roba agevole. Diciamo, la prima difficoltà, allora sto aggiungendo quasi tutta la farina, vedete? La difficoltà essenzialmente è nel cercare, nel trovare il posto, perché qui c'è una crisi abitativa in primis e poi gli affitti. È difficile da trovare posti, sia case che locali, e poi costano tantissimo, ma tanto tanto tanto, eh. Per cui infatti chi vuole per dire aprire un'attività come prima cosa, mi sono Billo che fa solo marketing, ma magari ragazzi, magari. Infatti questi miei amici che hanno aperto la pizzeria, no, il furgone no, non è possibile, vi spiego perché. Eh, degli amici che hanno aperto una pizzeria qui, una volta ho fatto una diretta su Facebook, dal loro locale. In pratica, allora, aspettate che riprendo l'impasto, così almeno, ok, vedete meglio. Allora, il problema è, dice, questi amici che volevano aprire la pizzeria hanno prima affittato il locale, ma prima ancora di avere i macchinari, di avere tutto pronto, e hanno cominciato a pagare, ma per mesi prima di avere il locale finito, perché non avevano i soldi per finirlo, quindi diciamo, i lavori se li sono fatti loro, ma per mesi hanno pagato sto locale vuoto, perché addirittura è meglio bloccarlo pur pagando a vuoto che mettersi a cercare, anzi è importante fermarlo subito perché così almeno nel business plan si ha un'idea del costo e dell'affitto, quindi è un casino. Per rispondere a Peppe, mettiti col furgone. Peppe, non è semplice, ma non per il furgone in sé, in realtà quello è facile. Il problema è che il meteo in Irlanda è troppo ballerino e quindi se te ne vai in giro col furgone, in realtà le vendite dipendono maledettamente dalla giornata, da com'è il tempo. Questo è dappertutto, non è soltanto in Irlanda. Con la differenza che per in Irlanda, magari in ora, che ne so, a ora di pranzo sta piovendo, quindi le persone non si fanno il giro lì al parco, perché normalmente diciamo, questi furgoni si mettono nei parchi, quelli che chiamano food market, e quindi impasti. Ma in realtà io posso vendere le basi, ho la licenza per vendere le basi, perché fatta la licenza per i miei corsi, in realtà posso anche creare le basi e venderle. È il tempo che manca. Ok, vediamo un po'. La vedo un po' umidiccia. Segno che oggi la giornata, ragazzi, è umida pure. Porca miseria, non è mai successo. Meno male che ho messo la caputo. Porca miseria. Trovare il tuo materiale educativo per bambini. Intendi cosa? Applicazioni, canzoni? Rispondo a Peppe che mi ha fatto una domanda sul mio materiale educativo per bambini. Allora, c'è qualcuno che... Se il modo è farti conoscere il te, quello che manca. No, ma in realtà ci sta pure chi vorrebbe, però a parte che c'è il tempo fondamentalmente, che comunque lavorando già 8 ore, avendo un lavoro regolare, eh, poi diventa davvero impegnativo dover lavorare di notte. Ciao Gigio, mi sento in dovere di ringraziarti, seguo i miei video metodo Combat, loro non ho mai smesso di impastare e, e anche i miei figli ti ringraziano, un'ottima riuscita nei pizzi. Massimiliano Piccolo, grazie a te per la fiducia accordatami, come si dice normalmente, e soprattutto bravo che sei riuscito a fare delle pizze che piacciono ai tuoi bimbi, che poi sono i nostri giudici. Ciao Franci, un bacione a tutta Reggio Emilia e saluti ovviamente a Toto. Ok, allora,
stiamo un po' recuperando. Secondo me anche il caldo, ragazzi. Vediamo per curiosità di che stiamo parlando. Impasto, no, vabbè, 25 gradi. Diglielo a Toto, hai capito a Massimo Troisi? Perché questa voce girava da un po' nell'ambiente. C'è qualcuno, vabbè, per chi non sa il retroscena, perché questi amici tifano Roma, è uscita la notizia che cioè una persona vicina a Massimo Troisi ha detto che lui era tifoso della Roma da sempre. Che gossip, voglio dire, notizie di costume. Però è curiosa come cosa perché lui è stato sempre tifoso di Maradona, è impazzito per Maradona, ma in realtà questa voce girava da un bel po'. Gli amici intimi lo sapevano. In realtà lui si è dichiarato tifoso del Napoli perché comunque non era accettabile, soprattutto nel periodo con Maradona, che ci fossero napoletani non tifosi del Napoli. Quindi diciamo era forse un modo per, tra virgolette, arruffianarsi il pubblico, ma non ne aveva certamente bisogno. Era un grande. Ok, beh ragazzi, avete visto, alla fine l'abbiamo recuperato, lavorandolo un po'. Te via con l'app WeWe. L'app WeWe. L'app WeWe l'ho fatta tanti anni fa, poi ho fatto il redesign, quindi la grafica l'ho rifatta. L'app WeWe è stato il mio primo successo personale. Praticamente mi era venuta st'idea in giro a Napoli, i detti, e quindi dico, perché non creare un generatore di detti napoletani? Era il 2010, 8 anni fa. L'ho fatta ed è stata così di successo che è arrivata al primo posto in classifica, nella classifica delle app della Apple. Ok, che ne pensate? Devo ancora fare il primo riposino, ma mi sembra buona. Sinceramente, sinceramente, non me l'aspettavo perché era davvero troppo attaccaticcia. Allora, adesso la copriamo e facciamo i soliti minuti di riposo. Vi dirò di più, facciamo un'altra cosa perché mi sono accorto che quando poi questa diciamo, faccio le pieghe, tende a strapparsi un pochino sotto. Quindi se noi la copriamo così, in realtà diventa umida sotto e sopra, ok? Allora datemi un secondo che mi lavo le mani e ritorno da voi, ok? Arrivo, eh? Datemi un attimo. Ok, allora, eccomi qua. Mettiamo la sveglia, come al solito. Prendo il mio sgabellino e parliamo. Ok, allora, ovviamente lavate tra virgolette. E stavo dicendo, sto fatto qua di WeWe, praticamente è un'applicazione per iPhone, iPad e tutti i dispositivi Android. E in pratica, vabbè, giusto per Rockbox, sì, perché l'ho usato ma non l'ho pulito fuori il Rockbox, perciò è un po' nero. Ma in realtà basta passare una pezzolina umida e va via. È diciamo, il residuo del processo di bruciatura del gas. E quindi fu così, diciamo, fece così tanto successo che poi praticamente ne avevano parlato su Repubblica, al TG5 avevano fatto un servizio e il mattino, vabbè, ovviamente il mattino. Allora, Salvatore, parli del forno qui presente. Allora, adesso non lo so esattamente quanto costa perché io l'ho comprato. Sono uno dei finanziatori di questo forno quando non esisteva ancora. Quindi, attraverso una campagna di funding,
credo che fosse su Indiegogo, forse avrò pagato 500 euro, 550 euro, però adesso credo che costi di più, anche perché all'epoca quello che chiedevano, diciamo, non si erano fatti bene i conti, perché in realtà la spedizione forse costava di più e in più ci furono problemi tecnici. Infatti io da quando ho fatto diciamo, la mia offerta e in pratica ho piazzato la mia offerta per finanziarlo, sono passati più di 9 mesi per ricevere il prodotto, ci sono stati un po' di problemi tecnici. Attualmente credo, costi intorno ai 650 euro, una roba del genere. È bello, ragazzi, però c'è un problema, e il problema si chiama Brexit. Quindi questo qui è un forno inglese, non so che tipo di politica abbiano quelli della Gozni, che è la ditta che lo produce, perché con la Brexit ovviamente se lo verrà acquistato dopo marzo, quando poi la Brexit diventerà reale, in pratica bisognerà pagare anche lo sdoganamento, perché non facendo più parte dell'Unione Europea, ovviamente dovete pagare anche lo sdoganamento, quindi significa che dovete pagare almeno l'IVA, almeno diciamo che questa è già calcolata l'IVA, però dovete calcolarci un ulteriore IVA, quindi un ulteriore 23%, se non addirittura il 25% se dovesse aumentare l'IVA in Italia. E poi da quel momento lì in poi come funziona con l'assistenza? Che succede se qualcosa non va bene, non funziona? Perché ad esempio quando l'ho acquistato il bruciatore, quello della fiamma, in pratica era difettoso. La fiamma non era perfettamente centrata, era spostata a destra ed era un difetto molto comune perché era stato montato male, che mi è sembrato in Cina. Era stato montato male e quindi poi gentilmente, allora si chiamava semplicemente Rockbox, ho segnalato il problema, poi me l'hanno sostituito, però io ho dovuto inviare il bruciatore e loro me l'hanno smontato, rimontato e me l'hanno rinviato. Fanno questo tipo poi di assistenza se non sono più in Europa? Boh. Che sapete, nel momento in cui io pago 650 euro per un forno, non vorrei trovarmi in una situazione così. Perciò dico, a questo punto, se avete la disponibilità, ma voglio dire, vedete il pizza party, se ci sono dei pizza party più piccoli, certo 650 euro forse c'è quello lì soltanto a legna, se non erro. Secondo me sì. Allora, se avete spazio, perché ragazzi, allora, questo è bello, è bellissimo, però per esempio io mi trovo male perché devo girarla sempre, perché la fiamma sta in un punto scomodo e se la pizza sta lì per più di 15 secondi, quel posto lì si brucia. E quindi poi la pietra non si scalda, secondo me, a sufficienza per permettere alla pizza di essere girata fin da subito, tende ad attaccarsi leggermente, anche se porti in temperatura il forno, perché usano una pietra refrattaria normalissima. Invece il pizza party o qualunque altro forno che ha per dire un biscotto, quindi la pietra quella apposita fatta per i forni, è un'altra roba perché assorbe il calore e lo rilascia gradualmente e tra una pizza e l'altra non perde tanto calore. Quindi forni come quello, poi ho visto che addirittura Saputo, quello dei forni, diciamo dei forni Saputo, del biscotto Saputo, sta per lanciare una linea di forni casalinghi. Poi ho visto lo Zio Ciro, ma non mi piace sinceramente, è come Rockbox, quindi credo che abbia gli stessi problemi. E poi quando devi girare la pizza, se non avete una pala proprio piccola, è davvero difficoltoso sinceramente. Quindi per dire io su 6 pizze, magari due sono bellissime e sono proprio perfette senza bruciatura e le altre magari hanno qualche difetto che a me non piace, che so pignolo sulle pizze. L'F1, allora ragazzi, cosa ne penso? L'F1 non l'ho provato, quindi non riesco a dare un giudizio. È un forno elettrico. E come forno elettrico, allora, prima di tutto, se comprate un F1, comprate un forno che va comunque moddato, va comunque modificato leggermente, perché così com'è non è performante per fare la pizza napoletana. Cioè, si può fare, ma non viene proprio bella come nel forno a legna o nel forno a gas. Quindi c'è questa cosa che per me era comodo perché dovendolo usare in casa
era più comodo quello elettrico, e anche dal punto di vista economico è quello più, cioè quello meno costoso, forse non so, arriva a 300 euro, un poco di più, soprattutto se siete iscritti tipo alla confraternita della pizza, potete approfittare delle convenzioni, quindi voglio dire, però anche lì una pizza per volta come il Rock Box e poi necessita di una modifica. Ecco, per esempio, la pizza alla volta, questa è una roba che mi scoccia. Pizza parte è diverso, soprattutto se hai senza modifica oltre i 400 euro. Ah, Roberto, e come ti trovi a livello di cottura? Diciamo la pizza secondo te viene come quella della pizzeria? Perché comunque vedo che ci sono quelli proprio fissati che devono moddare l'F1 perché infatti ci sta chi ha problemi con la lampadina oppure con la chiusura, ti trovi molto bene. No, no, vedete, è importante avere dei feedback da chi invece lo usa. La mia, sinceramente, ho detto: se devo comprare un forno elettrico e devo comunque moddarlo per avere dei risultati come li voglio io, ma mi tengo il mio metodo combo a costo zero, e se voglio fare proprio il salto, prendo il forno, e quindi poi alla fine ho preso. Esatto, Massimiliano dice pizza parte a 500 gradi in 25 minuti con saputo, praticamente il mio caso, che davvero. Ah, la pietra. Eh beh sì, la pietra per forza di cose va messa perché sennò è improponibile cuocerla sulla pietra refrattaria, come con il pizza part e come il rock box. Ripeto, il rock box è pratico perché è piccolino, si può portare veramente in giro, ha il suo manico per portarlo in giro, per dire se uno vuole andare a una festa, vi chiedono di fare delle pizze, è sinceramente più pratico. Però una pizza alla volta. Pizza party, se ci avete anche una location perfetta, vi divertite perché avete, soprattutto con quella a gas, c'è spazio in realtà per cuocere fino a 4 pizze. Loro dicono 2 pizze, massimo 3, ma in realtà con un po' di mestiere 4 se ne fanno tranquillamente. E quindi se avete spazio e potete fare veramente 4 pizze diventa davvero divertentissimo. Purtroppo io pure là sono un po' sacrificato, mi devo fare una pizza perché devo farle su e devo scendere giù. Quindi perché ho questo giardino condiviso, per cui non è che posso mettere il bancariello del pizzaiolo. Ok ragazzi, allora sono passati 10 minuti, vediamo un po' che succede. Mm. Ok, proviamo a fare, anziché 20 minuti, proviamo a fare un rimpasto di, cioè dopo 10 minuti, anche perché visto il caldo non ho strizzato proprio tantissimo questo, e quindi in realtà l'impasto è un po' umido, ok? A noi in fondo non importa. Quindi vedete bene. Allora, ricordatevi di fare i soliti buchetti qui e di coprire, ok? Stiamo facendo le pieghe. Perché mi devo sbrigare che sono. Qui sono le 9:20. Devo mangiare. Ok ragazzi, non è per niente male. Ok, adesso ricordate la tecnica dello gnocco, dove andiamo col pollice a infilare l'impasto qui dentro e poi spingiamo in modo tale da far salire questo su, ok? Così vedete. Ok, che ve ne sembra? Cioè, che ve ne pare? È abbastanza liscio, no? Ok, non esageriamo perché poi vedete si creano piccoli strappetti. Questo non va bene. Devo capire un po' che sta succedendo, se devo lavorarla di più. Questi strappetti non sono mai nulla di buono.
Ok, lascio il timer perché così facciamo altri scarsi 10 minuti. Dai, cerchiamo di farlo più. Facciamo prima, diciamo. Ok, e vediamo se è arrivata qualche domanda nel frattempo che stavo qua. Ok, e poi ho visto sto forno Zio Ciro. Ciao Davide. Però vi ho detto, assomiglia un po' troppo al Rockbox, non so quanto valga la pena. Poi ce ne sono altri. mm, Qui c'è il sole, sì, qua il sole, vi do questa notizia sconvolgente. Tramonta cioè, a mezzanotte c'è ancora luce, perché mo è piena estate, che qua le stagioni sono diverse, seguono il calendario gaelico, per cui adesso è come se fosse agosto italiano. Hey Aaron, how are you? Sorry, this video is in Italian. Ehm, E, quindi, tipo, ieri sono fatto un giretto verso le 11:30 e c'era ancora quella luce fastidiosa perché uno vorrebbe vedere le stelle e in realtà c'è sempre luce. E si arriva ad un certo punto. Alright, you're right. Have you seen my little baby? Ehm, e quindi arriveremo a un certo punto in cui ci sarà luce anche intorno all'una, l'una e mezza, alle due di notte. E infatti è davvero difficoltoso andare a dormire. Se uno vuole andare a dormire alle 10:30 fuori è ancora giorno ed è un po' brutto. Vi faccio vedere, guardate. Ah, aspettate che giustamente anziché girare la telecamera provo. Vedete? There's a Guinness. Where's the Guinness? It's in my fridge. Also have a real artisan beer a friend of mine made. He has this guy has a machinery to make beer at home. Show you. Sto spiegando che c'è un amico che fa questa birra artigianale. Questa è una delle bottiglie. Questa mi sa che stasera va dritta dritta nella mia pancia. It's very interesting flavor. Ok, ancora 5 minuti ragazzi e vediamo che cosa è successo all'impasto. No, 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 non faccio birre artigianali, no, no, no. Brew myself, enjoy. Thank you Aaron. E lavoriamo insieme. Aaron is a colleague and we work together. No, la birra non la faccio ragazzi, metto a fare pure la birra, qua la mia famiglia mi caccia proprio via, cioè via. No, 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 già con le pizze qua siamo ben messi, ci mettiamo a fare pure le birre. Però ho fatto il gelato qualche giorno fa. C'è la macchina del gelato, ma quella semplice, quella del Lidl da 20 euro. Però alla fine è venuto buono. Pistacchio e fragola. Non è difficile, diciamo, se non un video birra ci sta, è che mo devo andare a casa del mio amico e dobbiamo fare un video della birra, tutto il procedimento. Ma mi ha messo su frigoriferi, robe, tutte controllate da remoto, un pazzo, un pazzo. Un video gelato, yeah. In realtà ci sta una roba che vorrei fare, che non ho mai fatto, che non mi sarebbe piaciuto. Visto che ho trovato un modo per fare la crema al pistacchio, perché volevo fare, quando stavo, diciamo, in crisi di astinenza da crema Novi, non so se conoscete la crema Novi, è una crema alla nocciola della Novi, appunto, buonissima, la mia preferita, la preferisco alla Nutella. Adesso gente mi ucciderà, la Nutella! In realtà la Nutella per me è troppo dolce, troppo anche forte come sapore, invece questa qua è proprio nocciolosa. E quando torno in Italia normalmente faccio scorte, la Nutella no, faccio scorte di questa crema Novi, però poi giustamente quando se ne mangia e non torni poi in Italia questa finisce. E quindi un momento proprio di crisi proprio pazzesca,
ho provato a fare questa crema Novi, la crema Novi non è venuta bene, cioè proprio, diciamo, è proprio una schifezza, però in compenso con la stessa tecnica ho fatto invece una crema di pistacchio, che questa è un'altra cosa proprio che è irrinunciabile per me, e invece è venuta buona. Però secondo me devo pastorizzarla, perché se non la pastorizzi ovviamente genera secondo me tanti di quei batteri che poi se ti mandano su Marte credono che ci siano i batteri su Marte, invece sei tu a generare batteri. Allora ragazzi, ehm, allora non mi piace il fatto che ci siano questi taglietti, vedete? Questo in pratica è la parte superiore dell'impasto. Vedete, erano dei tagli piccoli, ma si sono aperti perché si sta rilassando. È come se, diciamo, la parte superiore, vedete, facendo così, come se la maglia glutinica non fosse proprio perfetta, vedete? In effetti facendo così, questo non è buono, questo non è affatto buono. Allora facciamo un altro giretto, vedete? Questo può dipendere proprio dal fatto che magari l'idratazione, comunque 67%, voglio dire, non, è abbastanza alta. Vediamo un po'. Cioè, proprio seduto, faccio l'impasto, proprio. Adesso bevo anche un cocktail mentre faccio l'impasto. Se mi vedesse Gino Sorbillo, mi ucciderebbe. Ok, dai, va meglio, dai. Bisogna essere più gentili. Facciamo altri 5 minuti e poi andiamo di staglio. A sto giro non facciamo il rinfresco perché in realtà questo che ho preso fa parte di di uno scarto di un rinfresco. Quindi l'ho conservato in modo tale da evitare di dover rinfrescare nuovamente il liquido, anche perché l'ho rinfrescato l'altro ieri, quindi mi sembrava un peccato andare a rifarlo. Ragazzi, nel frattempo avete domande? Così rispondo alle vostre domande prima poi di chiudere il video, perché poi dopo che facciamo i panetti inevitabilmente il video finirà e finalmente potrò andare a mangiare. Quando parla gente con i possetti una spinta mi nervoso. Dai, non dire così. Pure Ciro Ferrara fa così, dai. Come se... Poi dipende ragazzi, E Gigio, mamma ho finito di scofanarmi la pizza che ho impastato ieri. 24 ore nel frigorifero e 3 fuori. Ah, che bellezza, che bellezza. Margherita oppure ti sei dato da fare con gusti particolari? Mi sembra una con la lingua non vabbè, l'accento in realtà non si perde, però in effetti suona strano quando uno cerca di nasconderlo. Ma hai fatto la pizza al cornicione ripieno? Cosa? Allora, no, la pizza col cornicione ripieno l'ho fatta, sì. Non credo di aver fatto mai foto. Allora, non è difficile, in realtà va stesa quasi come la pizza normale, soltanto che non bisogna necessariamente diciamo preservare il bordo per il cornicione, quindi si può tranquillamente andare a schiacciare tutto praticamente e poi con un sac à poche, quindi da pasticcere, o semplicemente se non ce l'avete va benissimo anche una bustina, quelli per conservare gli alimenti, quelle da freezer, la riempite con un misto a base di ricotta, questo deve essere, cioè, l'elemento fondamentale è la ricotta, e poi può esserci a scelta, che ne so, prosciutto cotto, oppure funghi, o quello che volete, friarielli, insomma, ho
mescolate, lo mettete nel sac a poscio, nel sacchetto d'alimenti. Ricordatevi di bucare la punta, diciamo, del sacchettino e quindi poi cominciate a premere. Quindi andate lungo quello che poi sarà il cornicione, fate attenzione a non uscire fuori, lasciate sempre un margine di mezzo centimetro, un centimetro, ok? Andate attorno alla pizza e disegnate questa linea fatta con la ricotta e poi con le mani andate a coprire come quando coprite il calzone zitto tu, come quando coprite, scusate il rumore, come quando coprite il calzone. Quindi fate questa cosa qui lungo tutta la pizza. Mi raccomando però, diciamo, fate forza, magari aiutatevi anche con una forchetta, perché in cottura normalmente tende ad alzarsi e a staccarsi, quindi fa uscire fuori il condimento. Quindi è importante la fase della chiusura, ma in realtà non è difficile, va stessa soltanto un po' più larga, perché poi chiudendola chiaramente si recupera la dimensione. Oppure se la stendete come al solito, quando poi fate il cornicione ripieno, ovviamente la pizza diventa più piccola. Questo è normalissimo. Allora, leggiamo cosa dicevate. Se rimangono panetti, Salvatore, cosa si può fare? Allora, dipende. Fondamentalmente devi usare allora, se vuoi conservarli, usi il frigorifero, ok? Usi il frigo e poi il giorno dopo. Però ci sono due cose da ricordare, cioè due azioni che puoi intraprendere. Poi, se è collassato, praticamente devi rifare la pallina e lo metti in frigo. Però quando poi il giorno dopo lo devi usare, non è che puoi tirare fuori la pallina, che so, 2 ore prima per 2 ore dopo. No, perché in realtà, avendola appallottolata, non ha avuto il tempo di rilassarsi nuovamente. Quindi devi tirarla fuori almeno magari 4 ore, dipende poi dal caldo che fa da te. Oppure se invece puoi conservarlo magari nel cellophane così com'è, quindi già rilassato, già gonfio, ecco, lievitato, lo metti nel cellophane, lo chiudi, lo appallottoli bene, lo metti in frigorifero e praticamente quella pizza lì basta che la tiri fuori il tempo che torni a temperatura ambiente o quasi, cioè può essere anche un po' più freddo, non è un problema, quindi dall'ora in su più o meno, ma dipende ovviamente da quanto caldo fa nella tua cucina. Questa cosa te la dico perché se riappallottoli la pallina e poi la tiri fuori dal frigo 2 ore prima e tendi di stenderla, in realtà tenti di stenderla, in realtà non si stende, cioè torna indietro perché hai rifatto le pieghe in questo modo, quindi diventa abbastanza dura da rifare. Cristian può parlare pure in inglese e francese, ma in quella maniera nascondere il forte accento napoletano non si può sentire. Si Peppe sono d'accordissimo. Oppure una bella pagnotta di pane. Invece, se vuoi sapere cosa puoi fare tranquillamente dei salti in bocca. Quindi prendi il panetto, lo tagli a metà e lo stendi per fare 2 lingue. E quelle, diciamo, le stendi bene e fai insomma dei rettangolini così che assomigliano a delle lingue. Se la cottura sarà nel forno normale, però non puoi usare il metodo combo, cioè metti i due pezzi, diciamo i due impasti li metti a metà, perché altrimenti si brucia. Altrimenti puoi fare semplicemente una focaccia, quindi fai una focaccia che va bene per tutti i gusti, insomma. Quindi niente pomodoro, niente mozzarella, soltanto magari rosmarino e sale e olio ovviamente. E poi quando è pronta fai dei pezzettini, dei quadratini e poi li puoi servire come tapas. Quindi se hai ad esempio, che ne so, una crema di carciofi, una crema di olive, una crema di pomodorini secchi per esempio, si presta benissimo poi con salumi vari, insomma se ne possono fare di cose. E poi soprattutto puoi conservarlo, perché non essendo umido puoi conservarlo e poi puoi riscaldarlo di nuovo nel forno normale o nel forno a microonde se metti una tazzina con un po' d'acqua nel forno a microonde, perché se riscaldi il pane o questa roba qui in pratica diventa gommosissimo. La differenza tra pizza in teglia e pizza napoletana sostanzialmente qual è? Allora, la pizza, allora ragazzi, questo è il nostro amico impasto, direi che possiamo pesarlo per fare i panetti. Allora, riguardo la differenza,
Fondamentalmente sta nell'idratazione, perché la pizza in teglia, ma intesa come pizza, ehm, pizza che fate, quella alta con le bolle, diciamo quella da rosticceria, ma rosticceria buona, quel tipo di pizza lì invece è una pizza molto idratata, quindi ci sta addirittura chi fa idratazione all'80-90% e ho fatto troppo grande. Vediamo un po'. 2,49. Però pure lì i tempi di maturazione possono essere gli stessi, e in quel tipo di impasto si usa anche più olio. Poi dipende perché dipende se si vuole fare la pizza, che ne so, quella di Recco e bassa in realtà. Però se si vogliono fare pizze in teglia mm, particolari come quelle pugliesi, allora è un conto. Se si vogliono fare pizze in teglia alla romana è un altro conto. Perché ogni regione, ogni zona ha la sua particolarità. Quindi, cioè, fondamentalmente la differenza ci sta e può essere nell'idratazione, nell'uso dell'olio o di grassi. Per esempio, quando facevo la focaccia pugliese al corso di pizzeria, per esempio, mi ricordo che usavamo tantissimo olio, erano degli impasti proprio ultra idratati, ma soprattutto untissimi, ed erano talmente unti e idratati che per prenderli ci consigliavano di olearci le mani, proprio per afferrarli e per fare poi, per stenderli praticamente. Queste l'ho dovuta dire velocemente, in realtà ci sarebbe da aprire davvero un capitolo gigantesco, però in realtà non le faccio, che poi avendo sti mostri qua nei miei forni, preferisco fare questa al piatto, che è stato sempre il mio sogno fin da bambino, poter avere pizze tutti i giorni. Alla fine è questo, ragazzi, i desideri da bambino, no? Che volevo andare sempre in pizzeria. E alla fine la pizzeria me la sono fatta in casa. Ci sono altre domande, ragazzi? Ragazzi e ragazze, ovviamente. Allora, siamo alla quarta pallina. Vedete come faccio? In realtà sto facendo la stessa cosa che ho fatto prima con l'impasto più grande. Quindi faccio le pieghe. Questo pure è il metodo di Michele. Perché ci sta pure chi fa le palline, magari... Aspettate che le peso. Anonymous, buonasera. Non ti chiedo chi sei perché ovviamente sei Anonymous, quindi cioè, voglio rispettare la privacy. Allora, ci sta pure chi fa le palline così, adesso vi faccio vedere, però a me non piace. Allora, prendono la pallina così, mettono le mani a gabbia e si fa la pallina in questo modo. Ok? Vedete? E viene. Però vedete la differenza. Questa comunque è una pallina che va chiusa, ok? Quindi poi alla fine si fa così, ma alla fine non vede il vantaggio, che sennò rimane poi troppo morbida. C'è una che brutto impasto. Un brutto impasto, come no ragazzi, brutti impasti. A parte quello lì con col pan grattato, ci ho fatto pure il video. Però sì, impasti che magari non sono cresciuti bene. C'è una lunga storia di questi fallimenti. Mo che ho trovato la quadra, difficilmente cambio, se non modificando piccole cose per vedere che succede. Appunto, metto la birra, o che ne so, metto il cacao, o metto altre cose così, per vedere che succede. Però la base è quella, quindi anche tutta la tecnica. Questi fallimenti. E non ci sono più fallimenti perché in realtà eh, fortunatamente fanno parte del mio passato. Ok, allora mettiamo qui nel nostro mitico contenitore.
Poi alla fine l'ultima è venuta da 190 grammi e nonostante abbiamo usato il lievito madre. Simulazioni. Vabbè, diciamo che... Allora, aspettate che ci sono domande. Domande dalla regia. Fatemi chiudere questo e torno da voi. Per le ultime domande. Faccio vedere. Ok? Fuori ossigeno. Ok, allora, impasto finito. Ok, adesso leggiamo le domande. Allora, partecipare ai fallimenti. Vabbè, devo fare un impasto fatto male apposta. Qual è la differenza sostanziale tra l'uso del lievito di birra e il lievito madre? Allora, sostanziale in realtà è il peso, secondo me, perché allora è la praticità, ok? Allora, in termini di praticità, ovviamente è più pratico comprare del lievito di birra, ok? Sta lì, costa quanto? 30 centesimi ed è una roba praticissima, soltanto che il lievito di birra bisogna usarne davvero poco, cioè mezzo grammo, 0,3 grammi, le famose caccole di lievito, no? Come vengono chiamate da più parti. E, e quindi questa cosa può essere ok se si ha una bilancia di precisione e soprattutto quando per esempio si devono fare degli impasti che devono rimanere in frigo e magari impasti di un certo peso va benissimo perché in realtà a quel punto si usano 2-3 grammi al massimo per il frigo, non di più. Invece il lievito madre per contro dà, secondo me, buonasera Mr. Salla, adesso vi cito il messaggio, dà un qualcosa in più in termini di sapore, un po' come usare la biga, ok? Però è pratico nel caso in cui vada pesato pochissimo lievito, perché la differenza che c'è tra quello fresco e quello quello fresco di birra e quello madre è che il lievito madre va messo 100 volte in misura maggiore rispetto al lievito fresco. Quindi, ad esempio, se la ricetta dice 0,50 grammi di lievito di birra, quindi mezzo grammo, diciamo l'equivalente in lievito madre sarà 50 grammi. Questo significa che se in realtà per 20 kg di farina bisogna utilizzare invece 20 grammi di lievito fresco, significa che bisogna utilizzare 2 kg di lievito madre. Quindi secondo me per produzioni casalinghe va benissimo se vi piace il sapore. Magari per le pizzerie diventa più difficoltoso, però fa parte alla fine dei procedimenti, insomma, perché poi comunque va rinfrescato, insomma, non è facile, ma non è nemmeno impossibile. Dipende da quello che cerchi in una pizza. A livello di sapore io preferisco quella con lievito madre. Spero di non essermi dilungato troppo, e invece sicuramente l'ho fatto. È stato un piacere, Cristian, come sempre, buona serata anche a te. Peppe, ma poi mi sono chiesto, ma tu fai l'impasto e poi rinfreschi il lievito madre? Dopo questo non ho mai capito. Sì, io prendo il lievito madre che mi serve, faccio l'impasto, faccio le cose, poi lo lascio là così. Quando finisco, tra un riposino e un altro dell'impasto, piglio e rinfresco il lievito madre. Tanto a me ne serve poco, alla fine ne prendo tra i 20 e i 50 grammi, dipende sempre dalla quantità di impasto che devo fare e quindi ho sempre almeno 250 grammi, ma di più sempre, almeno 300 grammi di lievito madre extra da utilizzare per il rinfresco. Ne prendo circa 200-250, aggiungo l'acqua, aggiungo la farina e faccio quello che devo fare. La prossima, Vincenzo, mi fai vedere un'etichetta della Guinness originale, mi fai un favore. Aspetta che ti faccio vedere una bellissima Guinness. Ok, ecco a voi la Guinness. Signor YouTube, non stiamo facendo pubblicità alla Guinness, mi hanno chiesto di visualizzare, di mostrare una Guinness originale e questa è fatta in Irlanda, C'è una differenza mondiale tra quelle irlandesi, vedete, e quelle
soltanto che purtroppo è al contrario la telecamera, tra quelle irlandesi e quelle che bevete voi nel resto del mondo. Si può mischiare lievito madre, lievito di... io non lo mischierei, cioè non ho provato, ecco, partiamo da questo presupposto. In generale ho sentito di non farlo e non vedo il motivo. Oddio, so però di chi fa il pane, quindi enormi quantità, che usa il lievito madre, che però in eccezionali condizioni di temperatura utilizzano anche del lievito di birra per dare più forza. Però loro che fanno? Fanno prima un primo pane con il lievito madre e poi usano quel pane lì e lo usano come starter per la quantità grossa e lì poi aggiungono anche del lievito di birra. Quindi non è impossibile, ma credo esistano dei motivi per cui molte persone lo mischiano, ma io non lo so, sinceramente, vi dico la verità. Vincenzo, ciao The Player, sei tornato. Cosa ti sei perso? Un po' tutto, ti sei perso l'impasto, ti sei perso... Vabbè, comunque il video rimarrà su YouTube, quindi ve lo potete rivedere. Esatto, fanno una specie di riporto, come dice Peppe. Ragazzi, se non avete altre domande, sto ancora qua un secondo, se avete domande sarò ben lieto di rispondervi. Se non ne avete, a questo punto ci salutiamo e mi preparo da mangiare. Fame. Aveva visto quelle pizze col cornicione enorme, se avessi dimmi qual è il segreto. Davide, allora, c'è una storiella bellissima. Per chi di voi, ciao The Player, per chi di voi è di Milano, c'è una pizzeria abbastanza famosa, il Tegamino, dovrebbe essere il Tegamino, e c'è questo proprietario abbastanza anziano, simpaticissimo, ma sembra uscito tipo da Un posto al sole, quei personaggi così proprio tipici napoletani da macchietta. E questo proprietario qua, niente, vabbè, è famoso perché c'ha queste pizze con cornicione altissimo, ma veramente altro che canotto, di più. Ma questo tipo 12 anni fa, quando non c'era ancora la moda dei cornicioni giganteschi, loro erano tipo 2 volte più alto. E quindi sto signore qua, niente, gli volevo sempre chiedere diciamo, il segreto. E quindi poi vidi come loro facevano la pizza ed in effetti fanno come si fa se vuoi il cornicione alto, cioè tu schiacci dal centro e non schiacci poi il cornicione, in questo modo lasci più impasto, l'impasto ovviamente è molto lievitato, molto maturo e quindi la vicinanza col fuoco ovviamente fa raddoppiare o triplicare quel posto lì, quindi diciamo tutta la parte del cornicione, diciamo il segreto di Pulcinella, però non ero pratico e quindi chiesi a sto signore, mi scusi ma come... poi vidi il pizzaiolo che mi faceva e dissi, ah, ma quindi voi non premete, non schiacciate il cornicione e lui proprio da napoletano, eh già, e poi ci metti ma pazzia che pizza, proprio con questa tonalità da personaggio proprio una grande figuraccia ho fatto, però alla fine avevo ragione che non schiacciavano. Fatemi vedere. I panetti li mantieni? Sì, generalmente i panetti li mantengo 24, diciamo 24 ore a temperatura ambiente, anche se, per esempio, quelli dei miei amici la settimana scorsa a un certo punto li ho messi in frigo per fare una lievitazione un po' più lunga da 30 ore. Eppure una pizzata che ho fatto ieri, in realtà ho fatto un impasto da 34 ore, quindi una ventina di ore in frigorifero e il resto fuori. Eh, perché comunque quando lasciate le pizze fuori diciamo troppo a lungo poi diventa un po' difficoltoso stenderle, a dire la verità, tendono comunque a bucarsi se non usate farine forti. Sono inguardabili e immangiabili, sono un pacco le pizze col cornicione grande. Sto leggendo i vostri commenti, concordo. Poi non mettono il pomodoro sulla parte che vogliono gonfiare, giusto? Vabbè, questo sì, perché in realtà se tu metti il pomodoro, lì diventa più pesante, cioè se metti il pomodoro diventa più pesante e quindi cresce di meno. Ma attenzione, attenzione, c'è una pizzeria a Napoli che cuoce le pizze in 45 secondi. Poi il mio video famoso della pizza fatta in 50 secondi, ma per puro caso che è uscito così, non era l'intenzione. È una pizza quindi cotta, ma così, cioè una pizza cotta in meno di 50 secondi, 40 secondi
è una pizza pericolosa da digerire. E questa pizzeria a Napoli, non faccio il nome ma sta a Secondigliano, Soccorso Secondigliano, è il nome di un film. E praticamente ho visto cuocere queste pizze, ma veramente in meno di 40 secondi, però che fanno? Perché sanno che in effetti la pizza non è cottissima, mettono il pomodoro sul cornicione. Mettendo il pomodoro sul cornicione, in realtà il cornicione si colora, ma si colora perché è il pomodoro a colorarlo, perché altrimenti quella pizza rimarrebbe bianchiccia. Quindi loro vogliono quel tipo di consistenza, molto morbida, cruda praticamente, però vogliono pure colorare il cornicione, che altrimenti rimarrebbe bianco. E quindi in quel caso lì vanno ad aggiungere il pomodoro. Non metto pomodoro, il cornicione 12 come il tacco. Mi raccomando, non ti dimenticare i video sugli impasti che hai promesso. Allora ragazzi, che volete? L'impasto con il cacao? Ditemi, perché in realtà quello, cioè se fai l'impasto soltanto cioè il video dell'impasto con il cacao, cioè, è inutile, il video anche far vedere la cottura e come si guarnisce, perché altrimenti non ha senso, perché non potendola provare, non rispondete. La pizza canotto viene più grande con impasto in diretto a biga. Ok, c'è scritto qui. Prova con il cacao. Vabbè, allora devo fare quella col cacao e e con la crema pasticcera. Ci vorrà un po', perché appunto ho bisogno di una mano per farla venire proprio bene. E ecco, mi scrivono i miei ospiti per domani. Allora, ragazzi, dai, siamo giunti al termine di questo. La pizza di Soccavo. Cavoli. Avevo provato a fare quella con i quattro spicchi, però mi si è attaccata sulla pala, disgraziata. Quindi è venuta fuori soltanto la parte fritta. Andate a Soccavo, ragazzi, da Porzio. Non ho nessun legame con sto Porzio, ho soltanto una grande ammirazione. Perché davvero, se Sorbillo ha il nome, Porzio fa i fatti. Perché davvero fa pizze buonissime, ottimo, proprio gli ingredienti sono ottimi. È davvero inaspettato, sinceramente, perché non lo conoscevo. Ok, vabbè ragazzi. Edoardo, sei arrivato alla fine della diretta. Cavoli, tutto bene, ti ringrazio. Oggi grande giornata di sole a Dublino. E va bene, allora il video come al solito lo lascio, quindi se lo volete rivedere per coloro che si sono persi la diretta, non so se c'è modo per accedere ai commenti che lasciate in diretta. Questa cosa devo capire perché a volte sembra che stia parlando da solo, come un pazzo, non che non lo sia, però diciamo sarebbe bello tenere traccia delle chat, delle domande che mi ponete. Ok ragazzi, allora alla prossima, vi auguro un buon weekend, buona domenica e ci vediamo spero settimana prossima per un altro live oppure per un vero e proprio video. Cosa ho fatto? Ho fatto un impasto per 6 pizze, soltanto che fa molto caldo, quindi 27 gradi in casa, quindi ho dovuto mettere meno lievito. Questo ho fatto. Il solito impasto, però non ho messo lo zucchero, proprio perché fa troppo caldo. E questo è. Il resto lo vedi diciamo, lo vedi dopo, quando finisco la diretta. Adesso devo andare. Vi ringrazio a tutti, buona serata, ciao!